Turi bussa alla casa di una duchessa. Un giorno una duchessa si vede presentare un giovane signore che a lei vuole parlare e gli fa il baciamano come tra gentiluomini e dice: son Giuliano che vengo ad ossequiare. Quella duchessa allora pensa che sia il figliolo del general Giuliano che innanzi a lei gli sta, ma egli allor le dice: io son Turi Giuliano e tutti i tuoi gioielli mi devi consegnare. E piange e si dispera la misera duchessa, perché le sue ricchezze gli deve consegnare. E poi con eleganza gli fa un grande inchino e col mallocco in mano lo ossequia e se ne va. A Turi pare giusto strappare le ricchezze a duchi ed a duchesse e i poveri sfamare, ma quella gente ricca grida che vuol vendetta e contro a lui ci mette gendarmi in quantità. La morte dello strozzino. Da quelle parti c'era un mascalzone che con l'usura strozzava la gente, chi non pagava proprio puntualmente mezzo alla strada lo faceva gettare. Cuore di pietra senza compassione, chi non pagava quella sua campiale viene portato davanti al tribunale con l'esattore che in casa arriva già. Carta bollata e multe a profusione, arrivi in casa già il pignoramento, il poveretto col pianto e lo sgomento vede la moglie e piccoli tremare. Nessuno al mondo ne ha più compassione, questa è la legge, dice l'esattore, gli prende tutto e poi di fame muore quell'infelice che più non può pagare. Turi Giuliano seppe questo fatto che gli fu detto da povera gente, dallo strozzino si reca cautamente, gli si presenta e la pelle gli fa. Ma prima si fa dare ogni altro getto
e le cambiali di quei poveretti e poi le straccia in piccoli pezzetti con gioia dell'afflitta umanità. La strage del 1° maggio. Festa del 1° maggio, tra fiori, canti e suoni, Giuliano e la sua banda, armato aspetta già. Alcuni delinquenti di cui si ignora il nome gli han detto per iscritto che cosa deve fare. Giuliano alla sua banda legge quella scrittura sul popolo innocente, c'è scritto di sparare, cadute le bandiere di quei lavoratori, adesso pensatori che libero sarà. Chi fu l'infame che diede quel comando a Turi promettendo onore e libertà? Passato è tanto tempo, ma non sappiamo ancora, e forse mai sapremo